Insomma, se Marchionne, no? Mi la raccontavo questa quando c'era Agnelli. Marchionne, insomma, va in visita alle fabbriche della Fiat, perché adesso non è più Fiat, insomma, arriva la Merkel, no? La Merkel e va in visita alla fabbrica con Marchionne. A un certo punto visita, complimenti, molto bene questa fabbrica, molto bene. A un certo punto c'è un operaio e vede, oh caro Cazzanica, come andare? Bene, sì, complimenti, salve, bene, sì, allora Marchionne fa, come conosci sto? Sì. Sì, conosco, insomma, no, si conosce, la prossima settimana te va a caporeparto, ti sento. Grazie, insomma. E va a caporeparto, arriva in visita Putin, arriva lì in visita con Marchionne, visita le fabbriche, la catena di montaggio, a un certo punto, molto bene, qua fabbrica belle anche macchine nuove, molto bene, a un certo punto, caro Cazzaniga amico, come stai? Come ti conosci anche Putin, come è vero? Lo sapevo, no? Come? È una roba vergognosissime. Dai, per piacere, sì, lo conosco, siamo amici no, via. Al settore informatico, via, insomma, e Cazzaniga passa del livello e va in visita Obama. Con Marchionne che presenta, no, perché? No, sai come parla Marchionne? Abbiamo la fabbrica, adesso qua, ufficio tecnico, qua, no, fa. Where's Castelli? Where's Cazzaniga? Check your friends, my friends Cazzaniga. Come conosci anche? Ma come è vero? Ma si conosco, no. Da domani ti esempio mio braccio destro. Tu sei il mio braccio destro. Insomma, gira il mondo, gira così qua. E va a Roma, fa visita col Papa, va a vedere il Papa, certo che fa la domenica il Papa. Apre la finestrella dalla benedizione, e loro sei lì, vedevo il Papa e siamo a un certo punto il Papa. Allora arriva lì, a un certo punto il Papa Francesco che comincia a dare la benedizione in mezzo argentino, italiano, a un certo punto, e soprattutto un caro saluto al mio amico carissimo, ciao carissimo, vieni qua, chiama Cazzaniga. Cazzaniga, vieni qua da me. No, non si può, no, quell'altro. Come posso? No, non può. Insomma, te vedi la scena, Cazzaniga a fianco al Papa. A fianco al Papa, 100.000 persone, San Piero, Cazzaniga a un certo punto, qua, così colà, dalla bellissima, a un certo punto si apre la folla, svenuto Marchionne, e dice, Francesco, scusa, sei il mio datore di lavoro, vado a vedere cosa è successo. E no, Marchionne, cosa è successo? No, guarda, tutto bene, guarda, però vabbè che conosci Putin, la Merkel, vabbè che conosci anche Obama, ma che un cinese mi venga vicino e mi dice chi è quell'uomo in bianco vicino a Cazzaniga, è troppo!